Che hai combinato oggi in questo giorno prefestivo tu? Che hai fatto? Lo sai che ho fatto oggi? Ho visto un filmetto di Natale. Un filmetto di Natale, la cui scena che praticamente mi ha portato in uno stato dove altalenavo tra commozione e raggia. Raggia. Ah, quindi doppio sentimento. Sì, è molto contrastante anche. Perché si svolgeva su una spiaggia dove c'era un albero di Natale. Su una spiaggia? Eh sì, ma È un film. su spiaggia non c'è sull'albero di Natale. E chi non così di alberi di Natale? Si spiagge, si vedi. Poi ti porto, e poi mi ci porti. Poi ti porto su da Fuscaldo in su, ti faccio vedere. Quindi vedi. Paola compresa. E c'era quest'albero di Natale tutto addobbato e dietro l'albero di Natale era nascosto un giovane uomo. Si era gelato dietro l'albero di Natale. Arriva lei, la lei del film, Quindi la coprotagonista. Esatto, arriva lei, lui si palesa, sì? aggravato tutto ciò dalla presenza di 3 batuffoli di golden retriever, cuccioli, biondi, una cosa che Vabbè, proprio... già questo è motivo per vedere sto film, te lo dico. Questi che razzolavano su questa spiaggia intorno a loro, allora lei viene, lui si palesa, accende l'albero, quindi si illuminano le luci, si inginocchia e le dà l'anello. Che meraviglia! E io ho pensato, no? Ben pasto due con giurietto. Eh sì, mi sembra che la correlazione ci sia tutta. Ho pensato ben pasto due ma con solo a te giurietto. capita? No, è perché delle due l'una. O tu trovi la spiaggia all'albero di Natale, soprattutto il tizio innamorato, i golden retriever eccetera, oppure un impasti due con giurietto, che secondo me a questo punto ripieghiamola così. Io impasto due con No, sono giurietto. d'accordo. Non so Oggi che ne sono pensate d'accordo. voi, No, ma io sono impasto d'accordo. due con giurietto. Per impastare due con giurietto anche di più, che forse è meglio, che ci serve? Ci servono le patate che abbiamo bollito. Zia So. Io qui starò attentissima. Attenta, le patate Mai che fatti abbiamo più giurelli bollito. nella vita mia? La farina, Sì, l'acqua sì, e il sale, ok. che vediamo di non dimenticarlo, il sale, e per il momento basta. Possiamo Quindi bastano andare questi ad impastare. elementi. Ok. Naturalmente, come vi avevo promesso, siamo in modalità Natale, io sono Vedi rigorosamente tu oggi, in modalità Natale. E un'altra cosa che ci eravamo scordate è, come sempre, il grembiule. Un momento topico. Il grembiule, perché poi, insomma, tutte Io sto queste imparando, macchie, sto imparando. tutte queste macchie di farina che No, potrebbero... no, ti vorrei fare notare che sono di assetto militare oggi. Questo stavo dicendo, a parte vedi? le però No. le più mi ingentiliscono. Sì, sono un po', come capito, dire, Vanity Fair. È un, ecco. è un occhiolino, Sì. è un occhiolino alla Sì. frivolezza. Sì, ai giornali a me cari. Sì. Ecco qua. Quindi tu usi tranquillamente un semplice schiacciapatate. Amore No, mio, perché uno che magari si curioso. immagina che chissà che attrezzatura fantascientifica. No, basta uno schiacciapatate. No, noi qua siamo tradizione pura, ma non perché siamo fanatici, che pure lo siamo, ma semplicemente perché, come dire, c'è la scienza dietro nella tradizione. Non erano affatto cretini, ma non pensiamo di essere espertissime, ma questo è consolidato l'effetto che fa, quindi sì, funziona. poi questo è quello giusto, perché Io questo è lo vedo antico, Esatto, lo è, vero? perché non è quello di
di alluminio, di acciaio. Questo Sì, è quello quello che- d'alluminio. che era quello proprio è originale, magnifico. sì. Poi, cari follower, vi darò anche le dosi perché mi tocca, non perché brami dal desiderio No, di anche farlo, perché però ci sono io, mi devo tocca. imparare, Ah, quindi ok, qui, c'è zia So. no. Ecco qua, zia So, scusa. Dammi. Che fine gli faccio fare? Mettilo da qualche vabbè. parte. Aggiungiamo la farina. Io mo vado un po' ad occhio. Ecco, mo comincia con quanto passa. No, no, mo no. vado ad occhio sicuro, mo Oi, vado ad oi, occhio oi, oi, oi. o a sentimento come preferite, poi compaiono tutte, leggete, prendete appunti, ma la maggior parte dei miei follower non ha bisogno perché sa già, noi lo facciamo per stare in compagnia, ma poi io in questa data potevo non fare No, i vabbè. congiurieggi. No, senti come lo pronunzi, no? Come lo pronuncio? Questo fritto magnifico, magnifico, tutto made in Cosenza, dico made perché così è contenta Come mi piace. zia So. Sì. È difficile il dittongo da pronunciare, il giù, Giù. il giù, però è una cosa della quale non possiamo fare a meno, È Cuggiurieggio, quasi cioè, anglofono, sai, giù. perché Giù. certo lo è, lo è. Giù. E infatti siamo facilitati in questo senso. Sì. Uffa Non ci avevo pensa, mai pensato. Uffa pensa che io, quando mi vede impastare, dice mo prende il parmigiano, come niente prende il parmigiano. Invece no, E ci non resta c'è, male però. e ci rimane a male. Non esatto. si fa così, non si illudono i mister in questo modo. No, non si fa. no, devono imparare, No, no. devono essere forti. E quindi questo. Poi c'è una cosa che ci tengo a dirvi assai, mentre impasto mo ve la racconto. Ve la racconto ma ci tengo moltissimo. Seguitemi. Allora, Io controllo. Cuggiurieggio deriva da collura, sempre greco è. Collura. Collura, che significa corona. Va bene? In dialetto poi la corona si chiama cuggiura. Cuggiura. In dialetto la corona si chiama cuggiura. Il vezzeggiativo, il diminutivo di cuggiura è cuggiurieggio. Quindi fondamentalmente cuggiurieggio ha una sua aulicità, perché Vero. significa corona. E mo, Noi che pensavamo fosse un termine, no? Popolare, così. ecco. E mo voi, alcuni che non siete voi i miei telespettatori, follower, no, i miei sono tutti magnifici. no. Vi permettete di chiamare un cuggiurieggio ciambello? No, Ma è ciambella è quella con cui fate il bagno se non sapete No. nuotare. Non un cuggiurieggio No, nostro. qua, allora, poi in un giorno Ecco. come quello di oggi non si possono sentire proprio. No, ciambella non si può sentire. Se non Fatela il 2 agosto, il 5 se non la febbraio, sapete, fate esatto, una se non la sapete pronunciare dice voglio quello, lo indicate con la mano. Perché non è possibile una cosa del No, genere. io mi alleno adesso. Non è possibile. Cuggiurieggio. Mettiamo il sale, va, che se no facciamo parole, come dice a nonna, tu fai parole e poi ti scordo il sale. Mai sia. No, per carità. Sembra il sentimento che poi ve lo peso. E questo sentimento. Ecco qua. La consistenza a me sembra giusta, quindi non ho callosa, niente. deve essere callosetta. non ho niente da aggiungere. Fondamentale, la sola. Ora zia, se te Sì. accendi lì sotto. Speriamo di fare giusto, se sbaglio non mi lanciare una cucchiaia, vedi cosa No, lo dico? chiamiamo un Ah, no, ingegnere se casomai un te Vediamo non qua se ci riesci. riesco. Ma che sei un primo non ci Non è va bene. utile. Questo? Sì, yes. Ok. Vai zia. È andato? No, Niente. ovviamente. Ah, è là.
Ho sbagliato Era io a questo. indicartelo. Ho sbagliato io, ho sbagliato io. Oh, che meraviglia, ho sbagliato, per la prima volta non ho sbagliato. Ah. Quindi adesso frigge. Il punto di giusto... Adesso, quando- aspetta un attimo, sì. prima che arriviamo a friggere, Sì. le dobbiamo mettere a lievitare. Ah, ecco, quindi dobbiamo fare questa Questa, sorta di... esatto, sì. noi nel frattempo abbiamo quelli già lievitati, Voi già scusateci, ma la preparati. fiction è d'obbligo qua, eh? No, per Non forza. possiamo fare diversamente. Per forza, sono Noi abituata. l'abbiamo già messi e lei Li ha ha- fatto tutto alla mucciuna. come A dice in rammuccione, Calabria. sì, tutto a rammuccione. Mettiamo la farina, mettiamo qua a lievitare, ovviamente non in un coso piccolo così, Perché ma poi bensì si bello allarga, grande certo. perché si gonfiano, dovrebbero, e li mettiamo via. Ora io mi vado a lavare un attimo le mani. Beh, direi. Mm? Io sono preoccupata per l'olio, ti informo. No, Ma che deve fare? Cioè, a che punto? Perché è una domanda che questa, secondo me, molte telespettatrici come me si fanno. sì. Cioè, l'olio deve fumare per essere pronto? Allora, ora vengo Eh. e ti faccio vedere. Quindi, o tu sei Perché dotata... c'è chi dice il punto di fumo, qua, là, tu hai visto quelli Il punto- bravi, quelli, capito? Vabbè, il punto di fumo poi dipende dalla varietà dell'olio, l'olio d'oliva ha il punto di fumo migliore. Questo che l'olio- olio è nello specifico? Io uso olio di semi di arachidi Ecco. per Ed è giusto friggere. dirlo questo, perché con tutti i Per tipi di oli. friggere, sempre per questo Sì. punto di fumo. Sì. Ma a questo punto Sì. noi Io è il terrore della padella. qua. arricchiamo Io sto guardando. di quelli che avevamo preparato, non ci sono, di quelli che avevamo preparato, che sono questi che hanno lievitato, gioia Bellissimi. mia, carini carini. Zi, per favore, devo Dimmi. prendere, Dimmi. Che prendo? prendo uno qualunque ok. di questi per evitare di far andare l'olio sul timpagno. Sai, incomincio a non sentirmi più come un cavolo a merenda, Hai visto? come la mostarda sugli spaghetti, come le lumache sulla pizza. Incomincio ad ambientarmi. Sono contenta! Hai visto? Ecco. Sono proprio Non contenta. sono un oggetto della cucina, No, non si sono parte un'installazione. integrante, parte integrante. Allora, mo per sapere se l'olio va che bene, facciamo? o ti procuri un termometro, No, la vedo una cosa quasi scientifica. una cosa scendi, oppure ti procuri questo. Quando fa le bollicine, questo è il mio termometro, quando fa le bollicine intorno e ancora non Sì. le fa, vedi? Sì. Vuol dire che l'olio è pronto, sta per farle. Ah, vedi. È più è Sì, comodo. mai saputo, niente. Qui prepariamo questi. Io ho la mimetica, non ho paura. Vado lì, spavalda proprio. Prima Dici. ne facciamo uno Sì, proprio sì, di quelli spartani, cioè Ok. con giurieggio tout court. Comunque Ti ti stai pericolosamente avvicinando al mio mondo. Sto tout court, no, non va bene. Ma tout court è latino. Tout court, proveniente. Io latino e greco. Ah, lei quindi accetta i termini stranieri solo se provengono dalla lingua classica, dalle lingue classiche. sì, ma perché non sono manco stranieri. Zi, guarda, è più utile che noi prendiamo coscienza di questa cosa, no? Questa Lo la met- faccio sicuro con una disinvoltura. Dai, io proprio. ta, Sì. ta, 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 Allora ta, ta, io, ta. se tu mi dici E poi lo allarghi caccialo, quando io già vuoi. ho quello che ho pensato di prendere, te lo dico. No, con questo non se ne parla proprio, potrei fare un attentato. No, no, no. Mo passiamo, come tutti sanno, Sì. a fare la vecchiarella. Me la prendi Che una è quella- forchettina là, sì, per favore? Che io adoro. Ah sì? Sì, è la mia Ti preferita. garba? Prendo questa, forse è meglio. Grazie. Ok. Ecco qua, e prendiamo un'acciuga, mi raccomando, di quelle buone, che cose musce che si rompono, Ma queste mi sa che sono buone forti, eh? Sì, questa è buona assai, talmente buona che non si distaccano l'una dall'altra, mascalzone. Vediamo se ci provo. Mamma, che sto facendo? E se- Eccola là! Vedi? Colpo di scena! L'ho fatto!
Zia Soggira! No, vabbè. No, lo guardo come quasi, hai capito, un avversario. Un temibile avversario. Sì. Dai. Ecco qua. Ok. Che mo lo giriamo addirittura. Ma che stai ancora facendo? No. Ancora no. Quella per me è un'operazione proprio. Ecco qua. Tu. Guarda quanto è insidioso. Ma perché la padella di... Ecco, poi un'altra cosa. Eh. La padella di ferro è l'ideale per friggere i cudrurini. Cioè, un Quindi noi non cudrurietto- stiamo usando quelle antiaderenti, quelle No, mo si arrabbia. No, mo ho detto una parola Ma mi è antiaderente. antiaderente a me! Antiaderente a me! E no, è un'offesa. Glielo volete dire voi? No, è un'offesa. Mi rendo conto che sono stata quasi ai limiti della blasfemia. Sì. No, non si dice. Antiaderente è una parola proprio brutta, scostumata, no. Ti devo dare la penitenza? Quante Ave Maria devi No, recitare no. per... No, ritiro per non- tutto, ritiro tutto. Ti sì, pentita. Pentita, fortemente. Ok. Questo cuoce, bello, carino. E abbiamo... Ok. Là abbiamo fatto a vecchiarella. Sì. Mo ne facciamo una... Cioè, uffa dovete capire che è esattamente... No, uffa nei- è proprio qui, qua. sì, ai tuoi piedi. Ne facciamo Sì. uno che si può mangiare, per quanto mi riguarda, l'8 e non il 7, perché il 7 è vigilia, qua c'è la carne, E perché quindi io ne giorno voglio fare appresso, sì, uno sì, con sì. l'anduia. Sì. Beh, ce ne sono tanti amanti, no? Sì. Quindi. E poi naturalmente un cudurietto è cudurietto, ma se uno si vuole sbizzarrire poi dentro ci può mettere il caciocavallo, Certo. ci può mettere i pomodori secchi, ci può mettere l'aliva. Io mi arrischio, controllo? Sì, Che dici? guarda, addirittura la girata, siamo No, a livelli vabbè, altissimi. qua proprio- Siamo a livelli altissimi, ve lo Stunt dico. woman proprio. Ve lo dico. Cioè l'altra volta leggevo da qualche parte, qualche detrattore, io intanto parlo con Mario nostro, ma Sì. è mio, che diceva che poi, cioè questi che non sono niente di speciale. Non sono. No, io lo devo dire, dal punto di vista del gusto io l'ho sempre amato. Cioè non sono niente di No, speciale, no. ma fallo dire a un cosentino si tiene un coraggio, cioè tu lo scrivi così Che dice, fatto anonimamente, no, Tu ancora dici di no? poco lo lasciamo, Che dici? giriamo? Ecco, questo è il colore giusto, almeno per Quindi me, poi tendi ognuno... come me che ti piacciono le cose abbastanza croccantine, sì. croccantine, Sì. infatti l'altra volta mi hanno detto è un po' croccante. È quello che È, cercavo. è voluto, è però voluto. non è detto che sia una qualità, magari non No, lo anche è. a me piace così. Comunque, Lo tiriamo. no. No, guardate che sta facendo questo. No, vabbè, E dico, ti tiene un coraggio, vanno a dire a un cosentino che un cudurietto non è granché. No, te lo fai nemico. Non è Ti granché un caccia nel saluto qua. non no? è granché un cudurietto, No. che noi praticamente dal 7 dicembre in poi nelle case, in tutte le case c'è un nome. Ma non l'hai notata un quella solo nebbiolina? Quella nebbiolina che c'è in giro? Cudurietto. Fumo dei cudurieti. Stop! E chiudiamo a Rabbepa. Sì, vero, vero. E cominciano anche prima adesso. Cominciano da prima. Ma quello Vabbè, ma uno quello è lo un può fatto fare di quando business vuole. commerciale, certo. Io questo l'abbiamo fatto un po'. Bruciacchiato? Abbiamo fatto un po' Vabbè, questo andare lo mangio avanti. io, sì. Sì. Ti sacrifici. Sì. Questo che sacrificio. Magari. E, È il mio. Io adoro questo tipo di doratura. sì, no, a me piace il cudurietto proprio quello classico, cudurietto Sì. Tondo. semplice. Anche se, diciamocelo di nascosto quasi, qualunque Sì, cosa fritta, aramuccione. qualunque cosa fritta è buonissima. Io penso che pure una soletta di scarpe, tutto sommato, ci acquista. Chissà se proviamo a friggere. Anche certe. No, non mi fare dire Andiamo. cose, non mi fare No, dire. non diciamo cose, No, dai. no, non diciamo cose Non che diciamo poi oggi è un giorno cose, quasi santo. Non no. diciamo cose, No, non no, vediamo gente, questo continuiamo a farli perché poi
quello da mangiare così è sempre il migliore. Poi che meraviglia. È venuta forma di cuore quasi. Sì, è vero. E questo è un messaggio? Questa è mamma, e questa è mamma che mi sta parlando. Sì. Questa è mamma che mi Anch'io sta penso dicendo così. per tutte le volte che non hai voluto partecipare alla frittura dei cugini a casa, che telefonavi prima di arrivare e dicevi aprite tutto, io arrivo con la cuffia da doccia. Mamma aveva ragione, mi sono persa grandi cose. È vero. E vabbè, ma quello era il tempo in cui la sera dovevamo uscire, Brava. i capelli dovevano essere profumati No. di shampoo, non puzzolenti di olio, Dai, sì. ed era pure giusto Sì, era un fatto così. legato all'età. Mo' che io la sera esco dalla cucina per andare in soggiorno a bere, a vedere la televisione, mi pare che me lo posso consentire, Sì, no? sì. Ah, Comunque è veramente a forma di cuore, eh? sì, ma tu li guardi ora perché Sì. Allora, li guardi prendo- un quindi io attimo posso che prendere devo vedere. Lo scettro, sì. Sì. Oi mamma mia, oi signora mia, no. Come siamo? Guarda, Andiamo questo bene? lo giriamo? Questo ancora no. l'ho Ancora appena no. girato, ho abbassato un poco, poi vi regolate ovviamente perché il tutto della frittura, a parte la padella di ferro o comunque d'alluminio o comunque non aderente se è possibile, è anche il fuoco. E c'è qualcuno interessatissimo al curruriro, scusate un attimo. E io immagino anche chi potrebbe essere. No, Eh? vabbè, no. No, spettacolo. No, spettacolo. No, diciamo. Ora glielo facciamo, no, non te ne posso dare curruriro, non te ne posso dare, però posso leggere il tuo uffa pensiero di oggi. Anche Sì. oggi lui ha l'uffa pensiero, e l'uffa pensiero di oggi è: fate attenzione a rendere pan per focaccia, perché la gente ormai mangia di tutto. Bellissima. Arrivederci. E siccome il fritto, il curruriro è il fritto del buon augurio, noi vi lasciamo veramente nella più bella, magnifica, immacolata e Che ci vi sia, auguriamo un magnifico curruriro. A tutti quanti. Buon curruriro Buon currigio a tutti. Scusate la Perché- pronunzia che la mia è un po' profana, però. Perché è porta fortuna. Sì. Porta fortuna e di buon augurio per tutti. Per tutti. Belli e brutti. Tutti Ciao. quanti. Buon Immacolata. Ciao! Ciao. Buon fritto a tutti! Mamma che profumo.